Saluto a tutti, guardiamo de Campa qui in Cabigor, superte punante di Storudione. Oggi siamo in paese di Veringule e mi ridroit a Julien Orsini e Alexandre Chaubon che hanno creato l'intrapresa I Gampanari, travagliano dunque nante I Gampanini di Gursiga. RCFM e Campacui. Allora, oggi siamo in Feringole, un paese, Campogui, c'è Alexandre di noi, e lui di San Fiorenzo, e di non so. Noi siamo i campanari, come Alex, mio socio. Dunque, per la piccola storia, abbiamo cominciato a lavorare insieme in San Fiorenzo. Facevamo l'elettricità, all'epoca avevamo 22 anni, mi pare. E abbiamo imparato il mistero. E poi, 3-4 anni dopo, ci siamo messi a conto nostro. Allora, prima, un entrepreneur, e lavoriamo sempre insieme. E un giorno, per fortuna, abbiamo scontrato un uomo che faceva parte della prima famiglia di Campanaro Gorsi. E sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, era uso babbo che ha cominciato questo mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva parte a ritirata e cercava qualche sia per pigliare seguita. Ma lui non voleva mica lasciare l'intrapresa in Portogallo. Dunque, abbiamo parlato, abbiamo fatto conoscenza, abbiamo parlato appena di tutto, di vita in generale, di lavoro, di avere, di patrimonio e di noi di religione. E noi con Alex siamo confratelli in San Fiorenzo, in Santa Croce, dopo il 2008. E di noi dopo il Bogo in Santa Giulia di Nonza, di Corsica. E dunque siamo sempre in chiesa, siamo sempre a cantare messe, siamo sempre a cantare i battesimi, i matrimoni, i morti. E dunque proviamo a essere sempre il più disponibile possibile. E dunque per arrivare a Robert, ha visto subito che eravamo appassionati. Allora ha detto, banco, mi aiutate a compiere i 2 o 3 cantieri che radio e così vi faccio la formazione di campanari. Facciamo tutto ciò che tocca al campanile. Se ci va a scambiare una campana o un motore, allora c'è sempre elettricità. Se ci va a scambiare un cavo, non so, ci va a scambiare un ceppo. E lavoriamo con tutte le merie, tutte collettività. E lavoriamo di nuovo con il squadro e di nuovo abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo 6 in intrapresa. C'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Doncarli, un Luizio. E elli sono sempre in dei cantieri. E poi c'è Carlo Tarini che fa tutta la paperasse di radio. Allora, dunque facciamo tutta Corsica sana, dove ci si monta un monte. Rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E se no abbiamo i contratti di mantenenza. E così facciamo una visita annuale per entrare nell'installazione di tutti i sistemi elettronici, meccanici e per assicurarsi il buon funzionamento di campane in ogni comune. E domani per compiere il nostro giretto in Cabigor su Berte Punante saremo in Onza, parleremo di Agonfradarna, Santa Giulia. A domani. RCFM e Campacui.